Buongiorno, benvenuti a questa edizione del TG. Vediamo insieme i titoli. A Catania i festeggiamenti del 17 agosto nel nono centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata da Costantinopoli. In cattedrale il cardinale Parolin, legato pontificio, nella solenne incoronazione, la diretta a reti unificate di Telecolor, Antenna Sicilia e Sicilia Web. Momenti di forte emozione con la reliquia mai vista del cranio riposta nel busto restaurato. Stasera il pontificale. Etna, muore un escursionista mentre dura poco la tregua, riprende l'attività esplosiva dal cratere Voragine con ricaduta di cenere lavica, nuovi disagi e limitazioni per l'aeroporto Fontanarossa di Catania, prorogata fino alle 12 di domani la chiusura degli spazi del settore B1, atterrano solo 10 aerei ogni ora, mentre la cenere cade fino a Siracusa. Furto dei capolavori di Antonello da Messina, troppi misteri sul colpo al museo regionale con le telecamere, gli allarmi e 4 custodi. Ad accorgersi del furto e a chiamare la polizia è stata una famiglia per caso. Gli inquirenti adesso cercano il basista, almeno 4 ad agire col volto coperto dai caschi. La regata dei quartieri storici a Siracusa, manifestazione giunta alla 20ª edizione. Per il terzo anno di fila vince Acradina in meno di mezz'ora al Portogrande, facendo il periplo di Ortigia. Gianfranco Iannuzzo racconta la Sicilia con il suo recital, un viaggio tra le tante anime dell'isola, tra contraddizioni, memoria e comicità. E iniziamo questo. E come avete sentito dai titoli, nuovi di nuovo disagi all'aeroporto di Catania, ma ne parleremo fra un istante, mentre intanto vogliamo iniziare con la giornata storica per Catania e per i devoti di Sant'Agata. Oggi ricorre il nono centenario della traslazione delle reliquie della patrona, momenti di forte emozione durante il pellegrinaggio, immagini inedite trasmesse in diretta a rete unificate da Telecolor, Antenna Sicilia e Sicilia Web, che continueranno a documentare la festa sino alla sua conclusione. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Sant'Agata regala notti insonni ai suoi fedeli. Era ancora buio questa mattina quando i suoi devoti si sono radunati a rotolo, occhi puntati sulle reliquie venerate prima con una veglia da Cicastello e poi trasferite a Catania, dove in pellegrinaggio sono state portate in cattedrale. Tutti uniti nel segno di Agata, vescovi, sacerdoti, diaconi, seminaristi e semplici fedeli. Un fiume di persone ha invaso il lungomare, in piazza Battiato i fuochi ad illuminare il cielo e poi ancora avanti in Corso Italia, vie mai toccate, le consuete processioni di febbraio e poi di Etnea con la sosta in piazza Stesicoro, vicino ai luoghi del martirio. Catania celebra il nono centenario dell'arrivo in città delle reliquie da Costantinopoli ed è in festa, così come secoli fa lo furono altri cittadini felici del ritorno in patria della martire. I canti si sono alternati alle preghiere e allo sventolio dei fazzoletti. Agata, come la chiamano familiarmente i devoti, è di nuovo qui, nella sua città. Eventi che resteranno nella storia, come il cranio svelato dopo una ricognizione e un meticoloso restauro. Per la prima volta i fedeli lo hanno potuto vedere e venerare per poi essere riposto nel busto. Il momento più toccante, capace di strappare le lacrime ai presenti, è stato l'ultimo atto, la chiusura della calotta e la posa sul capo del busto reliquiario della preziosissima corona d'oro. È toccato al cardinale Pietro Parolin compiere quest'ultimo gesto, il segretario di Stato Vaticano inviato in città da Papa Leone. Sant'Agata, con il suo busto restaurato, splende di una nuova luce, la stessa di secoli fa, ma è la sua storia, la vita di questa martire catanese che diventa monito e segno di una regalità che rimanda ai valori del Vangelo, a una fede incrollabile in Dio. Un evento epocale seguito in diretta a reti unificate da Antenna Sicilia, Telecolor e siciliaweb.it. L'emozione continua questa sera a partire dalle 19:30 in TV, con il solenne pontificale celebrato dal cardinale Parolin. Cardinale Parolin, che è stato visibilmente commosso e toccato da tanta devozione, cardinale inviato da Papa Leone a Catania per l'occasione, ha detto: avete una grande santa, ma sentiamolo. Vi devo confessare che questa mattina è stata per me un'esperienza bellissima. Ecco, il fatto di aver camminato insieme in così lungo tratto di strada, cantando, pregando,
gioendo di questa nostra riunione. E ho visto in questo camminare l'immagine viva della vita cristiana. E voi avete una grande santa, avete continuamente ripetuto durante il cammino Agata bella, Agata buona, e di più non si può dire. Già tutto questo esprime la vostra devozione, il vostro amore nei confronti di Santa Agata. Dicevamo, continueremo con le nostre emittenti a seguire, con il sito anche Sicilia Web, a seguire tutte quelle che sono le manifestazioni di quella della giornata di oggi, anche quella di domani, per la traslazione del 9° centenario di Sant'Agata, delle reliquie di Sant'Agata. Ma adesso cambiamo argomento. Sull'Etna una nuova bocca effusiva si è aperta questa mattina a una quota compresa tra 2.200 e 2.350 metri nel fianco della desertica Valle del Bove. Prosegue anche l'emissione di cenere dal cratere Voragine con dispersione in direzione sud-est su diversi comuni pedemontani, tra cui Valverde e San Giovanni La Punta. La nube è arrivata anche a Siracusa. La notte scorsa intanto è morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che era stato colpito da un fulmine sull'Etna, dove era salito lungo una zona vietata. Quando è stato investito da un temporale è stato soccorso dai vigili del fuoco mentre era già in gravi condizioni ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cannizzaro, dove però è morto poco dopo. E l'Etna da sempre più spesso ormai è correlata all'aeroporto di Fontanarossa. Nuovi disagi con arrivi limitati e nuovi inevitabili ritardi per le partenze fino a mezzogiorno di domani, dopo la tregua di ieri, nuova colata lavica nella Valle del Bove ed emissione di cenere. Sentiamo Tonino De Mana. Lei dove deve andare? A Bucarest. E il suo aereo che notizie ci sono? Dicono che è in ritardo. Le bizze dell'Etna con la conseguente ricaduta di cenere tornano ad influenzare l'operatività dell'aeroporto di Catania con inevitabili disagi per i passeggeri. Un occhio ai display, l'altro al vulcano per chi transita da Fontanarossa. Il pannello annuncia una sfilza di cancellazioni e moltissimi ritardi. Ok, no problem. Tanto devo tornare al lavoro, quindi se ritardiamo è anche meglio. SAC, la società di gestione dello scalo etneo, comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna è stata disposta la proroga della chiusura degli spazi corrispondenti al settore B1. Sono parzialmente limitate le attività di volo in arrivo, pari a 10 aerei ogni ora, fino alle 12 di domani. Naturalmente una situazione in costante evoluzione. Nessuna restrizione in partenza, ma è chiaro che i ritardi a cascata hanno inevitabili conseguenze anche per i velivoli che dovranno lasciare Catania. Vedo però che guardate con preoccupazione verso il vulcano. Sì, stamattina quando siamo venuti in autobus guardavamo il vulcano del tipo per favore, basta, ora... Il primo pensiero era l'Etna, precisamente, se era tutto a posto per viaggiare. Sei diretto dove? Sono diretto a Southampton, ma atterro a Gatwick, a Londra. Bisognava arrivare in aeroporto, se non si arriva in aeroporto non si parte. Quindi... Fino all'ultimo vedo che stai guardando da un lato il cartellone, dall'altro l'Etna. Sì, l'ho guardato durante tutto il viaggio. SAC, in una nota, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Una donna di 56 anni, residente a Palermo, è stata trasportata all'ospedale civico in codice rosso dopo essere precipitata dal balcone che le è collassato sotto i piedi. È successo in via Paolo Emiliani Giudici, a pochi passi dalla stazione centrale. La donna si trovava fuori a stendere i panni, a quanto sembra, quando è avvenuto il crollo. Il balcone era già in precarie condizioni ed era imbracato da una rete verde. La caduta le ha provocato gravi ferite. E ci spostiamo invece a Messina, dove sono tanti i misteri sul colpo al museo regionale, dove sono state trafugate 4 opere di Antonello da Messina. C'erano telecamere, allarmi, 4 custodi, ma ad accorgersi del furto e a chiamare la polizia è stata una famiglia che passava lì per caso verso le 9 di sera. Solo dopo questa segnalazione è scattato l'allarme, nonostante appunto nel museo vi fossero i custodi del turno che va dalle 19.30 alle 7.30. Almeno 4 i malviventi in azione, col volto coperto dai caschi. Gli inquirenti adesso cercano il basista. Luca Ciliberti.
Tanti misteri e pochissime risposte al momento. Il furto delle opere di Antonello al Mume di Messina ha del clamoroso, non solo per l'inestimabile valore del bottino, 3 tavolette su 5 del Polittico di San Gregorio e della tavoletta bifronte con la Madonna col bambino, ma anche per le modalità del colpo. Troppi punti oscuri nel racconto dell'accaduto, troppe domande senza risposta. Tutto sarebbe avvenuto nello spazio di 3 minuti. Ma dov'erano i vigilantes, ben 4 presenti in quel momento all'interno del museo durante il furto? Come mai la sala monitor del sistema di videosorveglianza non era presidiata? Perché nessuno è intervenuto quando è scattato l'allarme, che tra l'altro sarebbe stato poi disattivato proprio da uno dei vigilantes? E ancora, gli stessi custodi, secondo i racconti di queste ore, avrebbero appreso del furto solo quando le forze dell'ordine hanno bussato alla porta del museo per capire se le 2 opere ritrovate sul muretto esterno appartenessero alla collezione d'arte. Poco prima qualche passante le aveva segnalate sul marciapiede alla polizia. La banda era composta da 4 persone a volto coperto. 2 sono entrate, mentre altri 2 avrebbero atteso fuori. Tutti indossavano il casco integrale da motociclista e le magliette nere. Appena fuori hanno abbandonato 2 delle 3 tavolette del Polittico rubate sul marciapiede. Come mai? Cos'è andato storto? Tutte domande a cui dovranno rispondere gli inquirenti. Adesso si cerca un basista. Le indagini della Procura di Messina si stanno concentrando sul furto su commissione. Al momento il fascicolo è contro ignoti. L'accusa è furto pluriaggravato di opere d'arte. Gli esperti da Roma stanno spulciando tra le reti internazionali di trafficanti d'arte. Da ieri le forze dell'ordine hanno passato al setaccio tutti i mezzi in partenza per Reggio Calabria. Controlli estesi in tutti i porti, porticcioli turistici e nelle imbarcazioni. Posti di blocco anche lungo le vie d'uscita da Messina, perché non si esclude che le opere siano ancora in Sicilia, accuratamente nascoste, in attesa che si calmino le acque. E intanto a Messina questa mattina il fumettista Lelio Bonaccorso e l'attivista Adolfo Leporino hanno promosso una manifestazione per chiedere maggiore tutela e valorizzazione del patrimonio storico e identitario della città. Ilaria Mangano. È ancora forte il dolore fra i messinesi dopo il furto al museo regionale. Questa mattina davanti alla chiesa del Ringo il fumettista Lelio Bonaccorso e l'attivista Adolfo Leporino hanno promosso una manifestazione per esprimere l'orgoglio della comunità. Per vari motivi. Il primo è perché ovviamente siamo molto arrabbiati, addolorati per quello che è accaduto. Da messinesi c'è stata veramente lacerata l'anima, non siamo stati solo derubati di un'opera. In secondo luogo per chiedere chiaramente a chi di competenza, in questo caso parlo della regione siciliana, che è competente per questo sito museale, il livello di sicurezza degli allarmi qual è? Il livello di preparazione dei custodi qual è? Perché qui se si entra con questa facilità a prendere uno dei capolavori del 1400, è chiaro che il rischio non è solamente il museo di Messina, ma sono a rischio tutti i musei siciliani. E tanti messinesi che hanno aderito. È indispensabile che si facciano indagini approfondite, specializzate e si arrivi a soluzione, cioè trovare i criminali e trovare le opere. La verità è che Messina dovrebbe imparare a difendere il proprio patrimonio culturale, ad evitare cioè di farsi fare scippi come i furti e come gli scippi che abbiamo vissuto in un recente passato dell'archivio storico, l'archivio di Quasimodo ed altri ancora. La regione siciliana è stata già avvertita da figure importanti come lo storico Nino Principato, che si doveva incrementare la sicurezza del museo, invece non è stato fatto, quindi era già a conoscenza di quello che doveva essere fatto per la sicurezza del museo. A Catania la polizia ha scoperto in un garage del quartiere Antico Corso un deposito di oltre 3 kg di cocaina suddivisa in confezioni. Arrestato un catanese di 59 anni, aveva allestito una vera e propria base di stoccaggio e imballaggio, con macchine per il sottovuoto, bilancini di precisione, rotoli di cellophane, un taglierino e pure bicarbonato di sodio utilizzato come sostanza da taglio. E sempre a Catania è sempre più in sofferenza la zona del Castello Ursino, sottoposta a incursioni vandaliche di ogni tipo, e furti di rame lasciano al buio Piazza Federico II di Svevia, ma non è l'unico sfregio. Tonino De Mana. Questo secondo me è un oltraggio, è un degrado che non dovrebbe esserci, ma nessuno vede, nessuno provvede.
Nel giorno in cui Catania festeggia Sant'Agata, altri sfregi offendono piazza Federico II di Svevia con una microdiscarica sotto un'edicola votiva raffigurante la patrona e i furti di rame che hanno lasciato al buio il perimetro del Castello Orsino, una zona da tempo in balia di scorribande vandaliche di ogni tipo, come abbiamo spesso denunciato nei nostri TG. Sembrano caduti nel vuoto gli appelli di residenti e commercianti che adesso rincarano la dose. I turisti purtroppo si fanno le foto al Castello Orsino con il degrado e la spazzatura che c'è. Siamo al buio, siamo pieni di sterpaglie, insomma gente che fa un po' quello che vuole, usufruendo ovviamente dell'anarchia più assoluta e dei controlli che purtroppo continuano a non esserci. Ristoratori sul lastrico. Quali turisti stanno venendo? Non esiste qua, turisti non esistono. Sia la mattina che sia la sera siamo nel deserto. Il consigliere comunale Barresi chiede all'amministrazione comunale di rivedere il progetto della pedonalizzazione. L'esperimento di andare a chiudere quest'area della città non è andato per nulla bene. Chiediamo all'amministrazione comunale, dove abbiamo dato anche delle soluzioni, di aprire immediatamente il Castello Orsino per dare nuovamente la possibilità ai nostri concittadini di poter fruire di questo spazio, rispettando ovviamente la circostanza che le macchine non debbono essere parcheggiate, ma riaprendolo siamo fortemente convinti che l'economia di questa zona possa ritornare a rivivere. In merito all'assenza di energia elettrica in piazza Federico II di Svevia, il comune di Catania fa sapere che il disagio è riconducibile ai furti di rame e che è stato predisposto un intervento urgente per la realizzazione di un nuovo impianto. Sull'episodio indagano i carabinieri. Adesso una pausa pubblicitaria, torniamo subito dopo. Lo spettacolo della regata dei quartieri storici a Siracusa, manifestazione giunta alla 20ª edizione. Per il terzo anno di fila vince Acradina in meno di mezz'ora, arrivati al Porto Grande facendo il periplo di Ortigia. Francesco Aloi. Ci siamo allenati e i sacrifici hanno portato, come sempre, hanno portato il loro risultato. È il team di Acradina. Sono loro i vincitori della 20ª edizione della regata dei quartieri storici di Siracusa. Vogata dopo vogata sono giunti al traguardo in 29 minuti. Mio nonno ogni anno partecipava a questa regata. Io quest'anno ho partecipato per lui e gli mando un saluto. Come mia prima volta ho scoperto un mondo che non conoscevo e che sicuramente mi ha dato tante soddisfazioni. Dopo di loro sono arrivati i TK, Pipoli, Ortigia e Neapolis. Atleti di diverse discipline che non hanno mai conosciuto un remo e a distanza di 15 giorni che noi li facciamo sincronizzare la voga lunga, loro sono abituati già alla fatica. 3, 2, 1, via! La partenza, come sempre, dal Porto Piccolo per arrivare al Porto Grande. Si fa il periplo di Ortigia tra le tante barche di chi segue la regata. Un evento molto atteso, una competizione sì, ma anche un modo per ricordare. Ricordiamo i nostri vecchi marinai che dopo una battuta di pesca, per mettere a dura prova i muscoli delle proprie braccia, si contendevano fare equipaggi. Prima di salire a bordo, comunque, serve una buona preparazione, perché poi, una volta in mare, la fatica non manca, soprattutto se c'è il vento contrario, anche se il buzzetto, tipica barca siracusana, è pensato per questo. E ci spostiamo nell'Agrigentino a Comitini. Gianfranco Iannuzzo ha portato in scena il suo recital, un viaggio tra le tante anime dell'isola, tra contraddizioni, memoria e comicità. Davide Sardo. Una Sicilia dalle 1000 sfumature, capace di far ridere ma anche di far riflettere. È quella raccontata da Gianfranco Iannuzzo a Comitini, la città del tricolore in provincia di Agrigento, protagonista di una serata tra comicità, memoria e identità siciliana. Questo si piglia primo premio un porco vivo, se lo mette sotto braccio e se ne sta chieno. E così una ci domanda, scusa ma un noto porti a casa e a puzza. Mi si abitua. Sul palco l'attore agrigentino ha riproposto alcuni dei suoi cavalli di battaglia, alternando ironia e satira a momenti di riflessione. Sono 45 anni che giro per l'Italia e sono innamorato degli italiani proprio per questo, perché al di là di tutto poi c'è un'indole degli italiani che fa sì che il Veneto è molto simile a noi siciliani dal punto di vista dell'accoglienza, del desiderio e esigenza di avere amici. Gli emiliani sono i terroni del nord, li chiamano.
mano, no? Questo è un grande evento di cultura che va ad impreziosire tutto il calendario che abbiamo fatto per l'estate comitinese. Una Sicilia allegra e amara, solare e introversa, meravigliosa ma anche spietata, contraddizioni che diventano racconto e spettacolo. Io lo importuno e gli chiedo: scusi, ho sentito 3 colpi, che cos'erano? Cannonate. Sì, questo l'ho capito pure io, ma per chi? Per il Caidenà, però non l'hanno potuto colpire. Risate, applausi e pensieri affidati alla voce di Iannuzzo per un viaggio nell'anima dell'isola e nelle sue tante, spesso sorprendenti, sfaccettature. Il mio amico che era dietro al bancone si è dovuto sporgere, avesse bisogno un modulo per un telegramma, e l'amico mio, porgendoglielo, gli fa: firmi, cacicia, mi ci arriva. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo e parliamo di calcio. Parliamo di calcio. Catania alle ultime di mercato con il nome caldo in entrata, che è quello di Ricci. I rossazzurri a centrocampo cercano anche un altro rinforzo, così come serve un innesto in attacco. Marco Carli. Il domino del mercato va avanti, serviva un centrocampista di riferimento importante per dettare i ritmi del gioco e il Catania e la dirigenza rossazzurra l'hanno individuato in Matteo Ricci, classe 94, svincolato, ultima stagione alla Sampdoria, più di 200 presenze in B, anche una stagione in A per lui con lo Spezia e un avvio di carriera in C. Attenzione però, a centrocampo secondo la società i colpi devono essere 2, ecco perché Varrà ha una lista di 5 o 6 nomi oltre a quello di Ricci, una lista di cui sicuramente ha fatto parte Vitale, per cui vale una regola che è nelle linee guida: niente aste. Ipotizzabile a questo punto la partenza di Di Tacchio, in mediana qualche spazio nella lista dei 23 va fatto. Se parte Di Gennaro, con le garanzie che devono esserci per il totale recupero fisico, ovviamente occorrerà un altro difensore. In attacco Leonardi e Russo sono 2 profili interessanti, ma il colpo che possa regalare esperienza serve anche in questo caso, però ci deve essere l'uscita, individuata in Rolfini. In porta il Catania vuole 3 giocatori di livello, senza garanzie di titolarità. Se Dini dovesse partire, dunque arriverà un altro portiere. Su Cicerelli l'idea della società è chiara ed è stato dimostrata a Parma. Il capitano fa parte del progetto e si lavora in questo senso, poi è logico che la classica proposta irrinunciabile, sempre se arriverà, può cambiare le carte in tavola, ma non è la situazione attuale. Intanto la squadra martedì riprende gli allenamenti in vista dell'esordio in campionato domenica alle 18 al Massimino contro l'Inter Under 23. Arriva il primo impegno ufficiale per il Palermo, stasera in un Barbera da tutto esaurito, la sfida di Coppa Italia contro il Lecce. Marco Gullà. A testa finita ci siamo, il Palermo stasera in un Barbera sold out affronterà il Lecce per i 32esimi di Coppa Italia, la prima dei rosanero, e anche se il Lecce è di categoria superiore, il Palermo parte addirittura favorito stando alle quote dei bookmakers, segnale che la formazione di Inzaghi viene già etichettata come la candidata principale alla promozione in Serie A. Finalmente torniamo a casa, non vediamo l'ora. Sappiamo il clima che troveremo, insomma non è più una sorpresa per noi e speriamo di fare comunque una bella partita per preparare al meglio l'inizio di campionato e siamo contenti comunque di tornare davanti alla nostra gente. Dopo il quarto posto della scorsa Serie B e l'eliminazione ai playoff in semifinale contro il Catanzaro, Inzaghi punta dritto alla promozione. La squadra si è rinforzata con innesti di qualità su tutti strefezza e il precampionato ha già dato segnali incoraggianti. Oggi il Palermo dovrebbe scendere in campo con Joronen tra i pali, Pierozzi, Magnani, Ceccarone e Augello in difesa, Segre e Ranocchia a centrocampo, Vavassori, Palumbo e Jonsen alle spalle di Poyampalo. Abbiamo fatto secondo me un ottimo precampionato, siamo arrivati da pochi giorni in Italia, però la squadra mi sembra stia bene, che abbia recuperato il fuso, per cui insomma poi chiaramente l'accoglienza dei tifosi mi auguro che ci abbia gasato ulteriormente. Speriamo di fare una bella gara tosta e insomma di riuscire a passare il turno, che comunque anche se giochiamo contro una squadra di Serie A noi dobbiamo pensare sempre al massimo risultato. Fischio d'inizio stasera alle 21:15. È tutto, il telegiornale finisce qui, buon proseguimento di giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.